e siamo con l'amministratore delegato di Pordenone Fiere, l'ingegnere Pietro Piccinetti, reduce da un'importante manifestazione sul contract che è avvenuta a Teheran in Iran, la prima nel suo genere. Siamo molto orgogliosi, siamo la prima fiera estera che ha organizzato una manifestazione presso la fiera di Teheran, orgogliosi e poi soprattutto un grande successo di business, e tutti i nostri espositori, una trentina, hanno firmato accordo, hanno venduto i prodotti, hanno iniziato rapporti commerciali, ma anche umana, se mi permette, perché comunque l'Iran è un gran paese, l'antica Persia, è la Persia, con una grande storia, e abbiamo trovato veramente tanta voglia di normalità. La maggioranza della popolazione, ma anche nelle istituzioni, vogliono assolutamente che questo embargo decada. È il paese più occidentale del Medio Oriente. Possibilità di ulteriori sviluppi per il 2015? Assolutamente sì, anche perché abbiamo dimostrato che le cose le programmiamo e le facciamo, e le sappiamo far bene, se mi permette, con orgoglio, perché è un'eccellente organizzazione. Tutti i nostri espositori l'hanno confermato, hanno richiesto altri interventi dal punto di vista di manifestazione, e ovviamente dove non potremo arrivare noi cercheremo di far sistema con tutte le altre fiere italiane.